Viva le donne hanno dei misteri che noi uomini non scopriremo mai. Ma anche noi uomini abbiamo un mistero che voi donne non scoprirete mai, anzi lo scoprirete solamente quando verrete a letto con noi. Il 99% degli uomini russa. È una cosa che io mi porto da bambino, io appartengo alla categoria, ne posso parlare. Pensate che io quando sono nato, mia mamma quando ha partorito non è che piangevo, noi russavo. Al nido lì, i parenti, quando venivano dietro allo specchio, si mettevano le cuffie, sembrava il poligono. Mia mamma usava 2 pannolini, uno mi metteva in faccia e l'altro mi metteva sotto. Questo è un fatto che ci portiamo di famiglia. Pensate che ho scoperto che anche mio nonno russava. Pensate che mia nonna a un certo punto lo portò dal dottore. Il dottore disse: signora, non vi preoccupate, è l'ugola che vibra. Disse mia nonna: la rugola vibra, fa già l'ondrone che già fa mangiare. Infatti, quando io muovevo i miei primi passi e russavo, mia mamma non si voleva arrendere, assolutamente, mi portò anche lei dal pediatra, il pediatra mi vide e disse: signora, non vi preoccupate, sono le tonsille, poi quando crescerà, il secondo anno, avevo 2 anni, mi portò di nuovo dal pediatra e il pediatra disse: signora, non vi preoccupate, sono le adenoidi, poi quando crescerà, avevo ormai 3 anni, mi riportò dal pediatra, disse il dottore: signora, non vi preoccupate, poi quando crescerà, dottor, ma quando crescerà cosa? L'ho portata da un'altra parte perché sono un pediatra o medico e creatura. Questa è una cosa che ho scoperto che da noi in famiglia si russa tutti, e in base anche al mestiere che si fa. Mio padre, che russa proprio esageratamente, perché fa il camionista, russa come camionista, l'accelerazione a vuoto di un camion. Mio zio che fa legname, russa come la sega elettrica. Mio fratello che è barista, lavora in un bar, russa come la macchinetta del caffè. Ma ho capito mia zia che mestiere fa, russa con risucchio. Però diciamo che il problema, dobbiamo essere sinceri, il problema del russare non è di chi ce l'ha, è di chi tiene a fianco. Parliamoci chiaro, tu magari di notte ti addormenti con la tua fidanzata, con la tua compagna, con la tua ragazza, che lei si mette a cuccioletto con gli occhi da cerbiatta a fianco a te, tranquilla, con i suoi piedi gelidi a fianco a te, e all'improvviso te la ritrovi di notte in mezzo al letto con gli occhi così pieni di sangue. Che senti, inizi a fare i trucchi, inizi a fare... Poi non ce la fa più, iniziate a tuculeate, muoviti, sbatti, tu che tu ti alzi, vuoi fare cara? Ma stavo russando, no! Ha chiamato l'osservatorio vesuviano, ha registrato terremoto all'epicentro della casa nostra! Ti fa sentire in colpa! E lei parte subito con l'interrogazione dei metodi, fa: ma hai messo i cerotti? Sì, l'ho messi i cerotti, ma li ho trovati a terra che gridavano pietà. Non ce la facevano più. E tu inizi a dire: guarda, forse cara saranno stati le pappardelle a cinghiale. Eh sì, che era un cinghiale che volevo asci. Ti fa sentire in colpa, allora tu a un certo punto dici: guarda cara, io ho provato a dormire a pancia sotto, ho provato a dormire a pancia all'aria, ho provato a dormire di lato a destra, ho provato a dormire di lato a sinistra, e ti guarda e fa: ma hai provato a dormire a casa di mamma? No, e vai.